un attestato di solidarietà e di vicinanza alla Francia, ai nostri fratelli francesi, ai nostri amici francesi che hanno subito un lutto che non è solo francese, è un lutto europeo, è un lutto mondiale, è un lutto di chi crede nei valori di libertà e di democrazia. Ha voluto ricordare le vittime della sparatoria di Parigi con un lungo applauso, così il ministro dell'Interno Angelino Alfano ha aperto la sua convention ad Agrigento incontrando i suoi elettori e simpatizzanti. In un albergo gremito per l'occasione, Alfano nel suo lungo intervento ha tracciato tanti punti politici e programmatici, tra cui la risposta del governo a eventuali azioni terroristiche che potranno avvenire nel nostro Paese come conseguenza di quanto successo in Francia. Abbiamo già potenziato i controlli su tutti gli obiettivi che riteniamo sensibili. Noi abbiamo mantenuto l'allerta altissima perché già era altissima. È evidente che nella cronologia del terrore di questo ultimo periodo della nostra storia, cioè dalle Torri Gemelle, gli assalti, gli attentati hanno riguardato gli obiettivi più svariati, dalle metropolitane ai musei, alle redazioni dei giornali, e dunque non c'è una categoria da presidiare più specificamente. È evidente che il sistema di allerta delle prefetture e della rete territoriale del sistema della sicurezza è allertata, molto allertata, e contemporaneamente l'intelligence è al lavoro e noi riuniamo una volta alla settimana il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo proprio per offrire ogni spunto di analisi, anche quello che può apparire meno rilevante a chi poi deve farsi carico del controllo del territorio. Il ministro Alfano ha anche tenuto a precisare come dopo l'operazione Mare Nostrum e Triton ci sia l'intenzione di aprire dei campi profughi direttamente dai luoghi da cui partono gli immigrati, l'Africa. Abbiamo un altro obiettivo che è il più ambizioso e il più importante, e cioè aprire campi profughi in Africa. Siamo già al lavoro con il nostro sistema di relazioni con le organizzazioni umanitarie, con le organizzazioni internazionali, con i colleghi europei per riuscire ad avere un rapporto definitivo con alcuni paesi africani che consentano di montare lì le tende. Sulla città di Agrigento e sul suo futuro ha speso gran parte del suo intervento affermando che entro il prossimo mese di febbraio il nuovo centrodestra scelga il candidato a sindaco e ha così risposto alla soluzione dell'onorevole Filetto come probabile scelta. Non faccio nomi, abbiamo stima e considerazione di numerose delle personalità in campo, in primo luogo dell'onorevole Firetto, con il quale sicuramente ci sarà modo anche di vederci e di parlare, ma non abbiamo non abbiamo assunto nessuna decisione. Entro febbraio prenderemo le nostre decisioni sperando, perché questo è l'obiettivo, di ricostituire un'area di centrodestra anche nella città di Agrigento, anche in provincia di Agrigento, se sarà possibile. Se fossero possibili le primarie, noi saremmo disponibili a fare le primarie, ma questo lo vedremo nelle prossime settimane. Alfano ha anche lanciato i 3 punti per il programma elettorale della nostra città: lavoro, creazione di un grande porticciolo turistico e rilancio del Cupa. Io credo che 3 obiettivi debba avere la prossima amministrazione comunale, partendo dalla priorità vera che è il lavoro. È inutile girarci attorno perché le altre sono priorità secondarie, qui la vera priorità è il lavoro. Allora i 3 obiettivi che noi perseguiremo sono una grande progettazione e realizzazione per il porto turistico di San Leone, una riqualificazione dell'area di Villa Seta e di tutta la zona sportiva di Villa Seta, e l'altro obiettivo che noi abbiamo è non fare morire il Consorzio Universitario di Agrigento e trasformarlo in un grande polo che dal punto di vista trasversale, cioè non di una sola materia, si occupi delle migrazioni come luogo di eccellenza, facendo sì che questo tema, che ha dato tante trepidazioni e anche tante preoccupazioni agli agrigentini, possa diventare anche leva di sviluppo culturale.